Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione del nostro audio-video giornale. Una donna di 61 anni è stata investita e uccisa questa mattina lungo la strada provinciale 25 a Tamai di Brugnera. Secondo una ricostruzione la donna è stata colpita da 2 auto mentre stava attraversando la strada. Le forze dell'ordine stanno cercando di stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto per accertare eventuali responsabilità degli automobilisti coinvolti nel sinistro. Oltre ai carabinieri, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'equipe sanitaria, che ha potuto soltanto constatare il decesso della donna investita. Nella giornata odierna in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 633 nuovi contagi, il 12,20% dei 5.190 tamponi eseguiti. Sono inoltre stati registrati 30 decessi da Covid, a cui si aggiungono ulteriori 3 morti pregresse inserite oggi al sistema e afferenti al periodo dal 4 al 6 dicembre. Lo ha comunicato il vice governatore Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 37.117, di cui 8.387 a Trieste, 16.389 a Udine, 7.415 a Pordenone, 4.470 a Gorizia, alle quali si aggiungono 456 da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 15.454. Scendono a 63 i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre sono 663 ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.122, con la seguente suddivisione territoriale: 368 a Trieste, 461 a Udine, 230 a Pordenone e 63 a Gorizia. I totalmente guariti sono 20.541. I clinicamente guariti 499 e le persone in isolamento 14.229. Il maltempo che flagella da venerdì il Friuli Venezia Giulia ha interessato anche i mosaici della Basilica di Aquileia, che sono finiti a mollo nella cripta degli scavi, e danni importanti anche nella cripta sotto le aree absidale, dove da poco erano stati eseguiti i restauri. Sul posto hanno operato i volontari della Squadra Comunale di Protezione Civile, che hanno lavorato senza sosta per limitare i danni e eliminare l'invasione dell'acqua. Ci vorranno comunque almeno 2-3 giorni per eseguire compiutamente le opere di prosciugamento e dopodiché ulteriori controlli per capire l'entità dei danni che emergeranno ai noi alla vista del sole. I carabinieri della compagnia di Latisana hanno notificato ai titolari di 3 locali pubblici della cittadina rivierasca la sospensione di ogni attività per 7 giorni, disposta dal questore di Udine ai sensi della sicurezza e della salute dei cittadini e dell'ordine pubblico in generale. I carabinieri, nel corso di un'accurata attività di indagine di polizia giudiziaria nel territorio, tra ottobre 2019 e settembre scorso, volta a smantellare un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti ubicati in Latisana e in altri comuni della riviera friulana, avevano documentato diversi episodi di cessione di stupefacente con relativi sequestri nelle pertinenze dei 3 locali indicati, divenuti punto di ritrovo tra acquirenti e spacciatori. Gli agenti della squadra volante di Trieste hanno tratto in arresto un marocchino del 1993, evaso nella mattinata dalla propria abitazione della madre a Roma, dove stava scontando i domiciliari, per una condanna definitiva disposta dalla Corte d'Appello della Capitale nel settembre 2019, in quanto riconosciuto autore di reato di stalking nei confronti di una ragazza. Il personale volante del commissariato di Duino lo ha trovato a bordo di un bus diretto in Slovenia, dove lo straniero era diretto con intenzione poi di raggiungere la Germania.
Dopo i vari accertamenti di rito, l'uomo è stato accompagnato in questura e dopo gli accertamenti portato alla casa circondariale di Gorizia, visto che quella di Trieste non può ricevere nuovi detenuti a causa dell'emergenza sanitaria, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di nuovo trasferimento nella capitale per scontare la pena. E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto, termina qui la seconda edizione flash del pomeriggio, vi diamo appuntamento per la serata per gli vari aggiornamenti. Alla prossima! Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay.